Siamo qui alla plenaria del Comitato delle Regioni, ovviamente, e è finita da poco la sessione e andiamo a chiedere al Presidente qualcosa sulla politica di coesione in Sardegna, quindi la questione insulare e anche il rapporto tra Corsica e le Baleari, perché sappiamo che c'è una linea di progetto. Sì, stiamo collaborando molto su questo tema. Prima voglio dire che naturalmente la politica di coesione per la Sardegna è importantissima, ha degli aspetti estremamente positivi. I fondi europei per la nostra regione sono cruciali per fare investimenti infrastrutturali di cui abbiamo molto bisogno, per aiutare le persone in un momento di anni di una durissima crisi. Per esempio noi stiamo aiutando molto le persone col Fondo Sociale Europeo a fare la formazione giusta, a rendersi più occupabili e quindi a uscire da una situazione individuale di crisi. Quindi c'è molto di buono da dire. Ci sono invece alcuni aspetti non buoni, molto meno buoni, di cui dobbiamo parlare, di cui stiamo parlando con Baleari e Corsica principalmente, che girano tutti intorno a una difficoltà da parte dell'Europa di riconoscere i problemi specifici delle regioni insulari periferiche. Questo è un tema cruciale, noi siamo consapevoli, convintissimi che l'Europa su questo non ha una normativa adeguata ancora, ce l'ha per le regioni ultraperiferiche, le Canarie, Azzorre e così via, ma non ce le ha per regioni insulari che hanno problemi molto importanti e vogliamo che una normativa più adeguata venga adottata il prima possibile, altrimenti ci sono dei veri e propri diritti di cittadinanza che vengono in parte negati, per esempio quello alla mobilità. Perfetto, ci vuole fare magari un esempio, un piccolo esempio di un progetto che avete già portato avanti o che state portando avanti in questo settennato? Allora, per quanto riguarda l'insularità, più che progetti parliamo di un'iniziativa proprio politica, quindi io spero che entro febbraio 2019 partirà un documento lettera esattamente identico da Maiorca, da Bastia, Ajaccio, da Cagliari. Per quanto riguarda invece l'uso di fondi, l'uso virtuoso, posso dire, di fondi europei, la Sardegna ha un importantissimo problema, per esempio nella istruzione, abbiamo tassi di abbandono scolastico che sono alti. Abbiamo fatto un intervento enorme con fondi regionali, con fondi statali e con fondi europei per aggredire questo problema, quello della dispersione scolastica. Abbiamo ottenuto già dei buoni risultati. Stiamo parlando di un investimento di 370 milioni di euro per rinnovare le scuole e per rinnovare la didattica. Un altro tema molto importante è quello di accompagnare le persone più in difficoltà. Lo stiamo facendo col Fondo Sociale Europeo in tantissime dimensioni, inclusa una forma di reddito di inclusione sociale che non regala soldi alle persone perché poi si trasformino in persone passive, ma al contrario sostiene il reddito a persone con le quali però si fanno dei progetti di azioni attive, di investimenti su se stessi per renderli più occupabili in futuro. Senza i soldi europei queste cose non potremo farle, quindi sono fondi importanti. Perfetto, un'ultima domanda, è già partito la roadmap per il prossimo settennato 2021-2027, se ci può anticipare qualcosa su delle posizioni che state prendendo anche per quanto riguarda il budget proprio della politica di coesione. Ma posizioni siamo allineati con tutte le regioni, dicono tutte la stessa cosa, la politica di coesione è assolutamente essenziale, non deve essere depotenziata in alcun modo, forse soprattutto in questo momento in cui i cittadini europei, non ovunque ma in molte nazioni, fanno fatica a guardare all'Europa con sufficiente fiducia, anzi oggi prendono molto sostegno elettorale partiti che dell'Europa parlano molto male. Questo è molto pericoloso perché rischiamo di andare in una direzione che è verso il passato, di società chiuse, ognuna in lotta contro l'altra. Invece abbiamo bisogno di molta più Europa, ma l'Europa non deve apparire come un luogo di ragionieri che stanno a controllare ogni centesimo e a dettare regole astrattamente severe, deve essere un'altra cosa. Perfetto. Va bene? La ringraziamo. Grazie.